insomma, sappiamo che gli agenti di polizia penitenziaria sono sotto organico rispetto alle necessità che sono accresciute anche dal fatto che c'è un sovraffollamento del doppio della capienza e quindi chiaramente a questo sovraffollamento deve corrispondere un'adeguata sorveglianza. In realtà però questi 7 ingressi, che non sono di oggi ma arriveranno, non fanno altro che coprire il personale che esce, per cui in sostanza è una compensazione, non migliora di fatto l'organico presente nel carcere. In arrivo 9 nuovi agenti di polizia penitenziaria in Friuli Venezia Giulia, per la precisione 7 destinati al carcere di Udine e 2 alla casa circondariale di Tolmezzo. E quanto è stato annunciato nella giornata odierna da Walter Rizzetto, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, al termine della cerimonia del 184esimo corso allievi della Polizia Penitenziaria. 1327 nuovi agenti che entreranno in servizio nei penitenziari del nostro Paese. Nuove assegnazioni utili a dare una preziosa boccata d'ossigeno agli agenti uomini e donne attualmente in servizio. In realtà gli agenti di polizia penitenziaria hanno un compito molto più ampio, non c'è soltanto la sorveglianza, ma c'è anche quello di capire quelle che sono le esigenze contingenti dei detenuti, quindi è un lavoro molto difficile, delicato e è assolutamente bene che ce ne siano in numero adeguato. Occorrerebbe una formazione anche da un punto di vista, diciamo così, psicologico e finora non è ancora stato fatto.